Sempre più acceso il duello in vetta tra Riviera Nord e Torregrotta, distanti 5 lunghezze. I tirrenici nella 18ª giornata del campionato di prima categoria siciliana tornano di scena sul sintetico dello stadio Gangemi, padroni di casa reduci dalla bella e netta vittoria esterna contro il Real Gescal per 3-0. Avversario di giornata è il fanalino di coda Rometta con appena 4 punti conquistati e reduci dalla sconfitta contro il Real Italia Franco Zagami. Dirige l'incontro il signor Benedetto Latteri la sezione di Barcellona Pozzo di Cotto, quando grazie all'ausilio e all'immagine a cura di Francesco Morabito passiamo a raccontarvi il film di questa sfida che si apre al 14esimo con l'immediato vantaggio torrese, verticale errata di Caital, Antonino Esgro recupera palla, punta d'angelo e insacca in rete alle spalle di Parisi il pallone dell'1-0. Torregrotta che replica 2 minuti più tardi, Aloe punta la difesa, mette in mezzo per Rotella che calcia, respinge Parisi, arriva Trimboli per il 2-0 del Torregrotta, partita in discesa per la compagine rosso-blu del presidente Arizzi che cerca il tris al minuto 17, Isgro serve sulla corsa, Aloe cross sul secondo palo per Trimboli, respinto dalla difesa, poi sulla spazzata si coordina Isgro, fuori di un soffio il tentativo dell'ex Sant'Agata, Igea e Potenza tra le altre. Al 19esimo battono un colpo gli ospiti e lo fanno bene, Muro dialoga con Ferlazzo che sbaglia clamorosamente a diagonale, lo surdo entra in area e trova l'angolino per il 2-1, si riaccendono le speranze per il Rometta. Torregrotta che prova a gettare acqua sul timido focolaio del Rometta Marea, Muro dalla distanza vede la porta e calcia scheggiando la trasversale dei pali sulla respinta, Isgro non riesce a mettere a repentaglio Parisi, resta comunque l'ottimo destro che si infrange sulla trasversale dei pali. 27esimo da calcio d'angolo, gioco a 2 tra Isgro e Trimboli con il primo che crossa dentro sponda di un compagno per Rotella che da buona posizione però non trova la porta con l'incornata di testa. 3 minuti dopo la mezz'ora batte un colpo il Rometta, palla dentro di un compagno per la Paglia, para in 2 tempi l'estremo difensore Foti, tramonta così la prima frazione di gioco sul parziale di 2-1 in favore del Torregrotta. Inizia con un cambio la ripresa dentro Calabrò in luogo di Rotella, 3 minuti e rientro in campo le 2 formazioni, filtrante di Aloe proprio per il neoentrato Calabrò che prova il diagonale, trova Parisi sulla sua strada. Al 52esimo ancora uno scatenato Aloe sulla fascia sinistra, scappa via, prova a fare tutto da solo e si perde sul fondo il suo destro. All'ora di gioco la Paglia dalla destra serve a Fe che viene servito in area, sfiora la porta con il destro a un passo dal gol del pari il Rometta. Al 70esimo Aloe viene servito da un compagno dal limite dell'area, prova lo spiovente che però termina fuori. 81esimo ripartenza dalla metà campo avversaria sulla sinistra, ancora Aloe che prova a mettere sul secondo palo lì dove però Isgro deve solo appoggiare e lo fa flebilmente. 4 minuti più tardi palla dentro per Muro, accorcia per Aloe che però non riesce a dar potenza al suo tentativo. Gara che scorre via col Torregrotta che prova a chiuderla nel finale, contropiede con Trimboli che serve Aloe, scatenato quest'oggi entra in dribbling in fila per Isgro che fallisce clamorosamente il colpo del possibile 3-1. Il Rometta allora ci crede, all in the box al 90+4, sale anche Parisi, punizione nel finale, ne approfitta allora il Torregrotta con la fuga di Aloe che si fa tutto il sintetico del Pietro Gangemi, la porta è ormai sguarnita per il definitivo 3-1 che vale i 3 punti per la compagine del presidente Arizzi. Termina così la sfida tra Torregrotta e Rometta Marea, a mettere il punto esclamativo e Aloe un saluto. Allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Lo vediamo mercoledì, no? Sei qua. Ciao ciao. Ciao, buon battere.